Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa oggi di presentazione qui a Palazzo Ferrofini, nella sede del Consiglio regionale, per una iniziativa benefica davvero molto bella e soprattutto molto, permettetemi di dirlo, prestigiosa. Prestigiosa per la duplice ragione. Innanzitutto perché ovviamente si unisce l'arte della musica, in questo caso, con uno scopo benefico davvero nobile, che è quello di cercare di sostenere con l'iniziativa promossa appunto dall'Associazione Culturale Quinta Parete, oggi rappresentata da Federico Martinelli, un progetto sociale, un progetto medico molto, che ci sta molto a cuore, perché si è riusciti in questo frangente a mettere insieme quella che è la rete veneta delle cure palliative e pediatriche, che vedono coinvolti ovviamente l'unità operativa complessa pediatrica, l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, insieme ovviamente all'azienda, all'unità operativa anche dei servizi pediatrici dell'USL 9, oltre che ovviamente Padova, che con il suo hospice pediatrico della Regione Veneto è coinvolta in questo, dicevo, progetto che va di fatto a cercare di dare nella sua ricerca l'abbraccio complessivo alle famiglie e ovviamente ai bambini che sono coinvolti in un percorso umano, medico e psicologico davvero impegnativo, che è quello appunto che vede impegnati i nostri medici nelle cure palliative nei confronti ovviamente dei bambini che sono affetti ovviamente da patologie particolarmente gravi, e quindi il percorso di accompagnamento, dicevo, non solo medico ma anche sociale e soprattutto psicologico, va proprio nella direzione di un grande abbraccio nei confronti di uno spazio temporale di accompagnamento proprio significativo, di supporto fattivo. E credo che unire oggi la sensibilizzazione di un progetto così importante, e qui poi lascio a Federico la presentazione ovviamente dei protagonisti di questo progetto, ovviamente medico e psicologico, e dall'altra la capacità di intrattenere ovviamente il pubblico che sarà presente il 27 di ottobre alla Gran Guardia nel palazzo prestigioso della nostra Verona in Piazza Bra. Credo che sia una forma, diciamo, divertente, ma che al tempo stesso vada a toccare anche i cuori dei nostri, dei partecipanti, che pensiamo e speriamo siano veramente tantissimi. Lo scopo è benefico, per cui ci sarà una partecipazione, diciamo, di ingresso a offerta cosiddetta responsabile, e ha la partnership degli importanti enti, per cui il Comune di Verona, la Provincia di Verona e la Regione Veneto, che oggi appunto ospita questa conferenza, oltre che ovviamente l'azienda, dicevo, ospedaliera universitaria integrata di Verona, l'unità operativa complessa, l'USL 9 e poi tutti gli altri, diciamo, enti che sono intervenuti, che poi Federico Martinelli andrà a spiegare. Lascio la parola quindi a Federico, ringraziandolo per aver avuto un'intuizione e una sensibilità particolarmente spiccata in questa iniziativa, che, ripeto, coinvolgerà la città di Verona, ma che si apre le porte chiaramente a tutti i cittadini del Veneto che vogliano venire il 27 ottobre ad assistere a questo spettacolo e a capire e a conoscere questo importante lavoro che stanno facendo i nostri medici. A te, Federico. Grazie a tutti, io ringrazio la Regione Veneto per l'ospitalità in questo bellissimo luogo che diventa simbolo di una rete che è quella del racconto dell'attività che i vari ospedali svolgono sul territorio per il tema delle cure palliative,
e che per il significato che noi vogliamo dare a quella serata, oltre all'intento benefico e quindi al desiderio di fare del bene attraverso la solidarietà del pubblico presente e delle loro offerte, è quello di divulgare il termine cure palliative pediatriche, perché ancora oggi purtroppo si conosce poco tutto ciò che riguarda questo ambito, che è un ambito di destinazione che coinvolge una importante filiera che è quella dei medici, ma anche dell'ambito dei sanitari, dell'ambito sanitario, quindi psicologi, fisioterapisti, insomma è un insieme di realtà che poi troverete anche nel comunicato stampa, quindi io ringrazio anche tutti gli enti e tutti i patrocinanti, che sono veramente molti, tutti assieme ai medici cooperano con gli infermieri al benessere, alla ricerca di benessere dei bambini e delle famiglie che purtroppo necessitano di queste cure. Poco fa, Fatalità, parlando con una persona all'ingresso del consiglio di questa sede, è emerso il termine serenità. Ecco, forse questo è uno dei termini più importanti che si cerca di trasmettere, che i medici e tutta la rete che ha a che fare con i bambini e con le famiglie, che cercano di trasmettere purtroppo nel percorso dei bambini e delle famiglie che sono coinvolti in questa strada, che purtroppo è una strada molto molto difficile, perché è appunto un ambito, quello delle cure palliative, dove la medicina interviene, ma si arriva fino a un certo punto, ma non voglio dare nel dettaglio perché ci saranno poi illustri persone che andranno a spiegare meglio ciò di cui si tratta. Non voglio dilungarmi troppo, il concerto sarà un omaggio alle orme e alla PFM, poi abbiamo uno degli esponenti frontman, Marco Soave, del gruppo Smog Magica, ed era inizialmente nato questo progetto per il reparto di pediatria C di Verona, dove vi è il centro delle patologie complesse pediatriche. Dopodiché si è esteso a una più ampia rete, ecco quindi l'ASL 9 Scaligera e l'Hospice pediatrico di Padova. Abbiamo collegata la professoressa Franca Benini, che svolge un eccellente lavoro sul territorio, e accanto ai nomi e gli ordini professionali che vi citavo, abbiamo l'onore e il prestigio, oltre a diverse onlus e partner, di avere Fondazione Maruzza e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia, che sono dei riferimenti oltremodo nazionali sul tema delle cure palliative. Ci sarebbe molto, molto da dire, lascio il comunicato stampa, ciò che anche per l'emozione sto sorvolando. Vi aspettiamo numerosi in Gran Guardia. Sarà un momento dedicato alla musica, dove all'inizio appunto interverranno vari relatori e racconteranno le esperienze e ciò che succede nei reparti che si occupano di questo ogni giorno. Io ringrazio ancora la Regione, lascio parola a Marco Soave per un saluto a nome del gruppo Smog Magica, dopodiché proseguiamo con gli altri relatori. Grazie. Ecco, grazie. Allora, il contorno, ecco, è questa musica di quale faccio parte. Quindi grazie per farmi far parte di questa grande squadra di cui ho nata così per scherzo, per provare a fare qualcosa di nuovo e far parte di una organizzazione a livello nazionale, perché così si tratta adesso, ci rende ancora più orgogliosi. Io mi limito a parlare solo un attimo di questo concerto, che è un percorso dall'anno 71 all'81 di Orme e PFM, con i loro più grandi successi. In sala dovremmo avere dei rappresentanti delle due band, quindi ci farebbe molto piacere sapere che ci saranno davvero. Daremo il meglio per questa causa, perché per noi l'importante è che ci sia pieno di gente che
dia una mano e che ascolti la musica. Ecco, grazie di tutto, grazie a Federico Martinelli che ci ha coinvolto. Noi siamo fieri, orgogliosi e molto molto felici di essere presenti. Grazie ancora. Grazie Marco, io chiedo di venire tra i relatori la dottoressa Rigotti e do invece parola, collegato da remoto, e lo ringrazio per la partecipazione, al professor Piacentini del reparto di pediatria, direttore del reparto di pediatria C di Borgo Trento. Grazie. Sì. Diamo quindi parola al professor Piacentini che interviene da remoto. Solo qualche istante per il collegamento. Mi sentite? Sì, la sentiamo, grazie per la partecipazione. No, grazie a voi per avermi invitato. Mi dispiace non essere lì con voi in persona, ma purtroppo avevo delle lezioni che non riuscivo a spostare. Quindi grazie davvero per quello che state facendo. Ringrazio soprattutto il dottor Martinelli e Erika Rigotti, mia carissima collaboratrice, che sono stati i motori di questa iniziativa fin dall'inizio, e ringrazio anche ovviamente, oltre alle istituzioni, tutti coloro che stanno partecipando a questa iniziativa, in particolare la professoressa Benini, che è il sicuro punto di riferimento delle cure palliative per la Regione Veneto, con la quale noi collaboriamo. La dottoressa Rigotti in particolare collabora quotidianamente nella gestione dei bambini che hanno questo tipo di problematiche, e questa occasione in Gran Guardia sarà sicuramente un momento di fondamentale importanza per sostenere e far progredire quella che è la rete delle malattie complesse in età pediatrica, che appunto sta nascendo grazie agli sforzi di questi attori. Quindi mi fermo qui, non rubo ulteriore tempo, ringrazio davvero tutti per questa importante opportunità, che spero che sarà molto viva, molto partecipata anche dalla popolazione, che possa comprendere gli sforzi che stiamo facendo, che queste figure stanno facendo per facilitare la vita dei bambini che hanno queste patologie particolarmente complesse, che impegnano non solo se stessi e le loro famiglie, ma tutta la società nelle quali sono inseriti. Grazie davvero e congratulazioni per chi ha organizzato tutta questa splendida iniziativa, che sarà sicuramente un successo anche nella serata del 27 di ottobre. Grazie. Grazie professore, sempre da remoto, e la ringraziamo per la presenza. Do parola alla professoressa Franca Benini, responsabile del Centro Regionale Veneto di Terapia del Dolore, Cure Palliative Pediatriche e Ospice Pediatrico di Padova. Grazie professoressa. Grazie mille a voi. Un grazie particolare al dottor Martinelli, un grazie particolare all'associazione, alla regione e a tutti voi che siete lì. Scusate, ma anch'io non sono potuta essere presente di persona. Allora, che dire, i bambini in cure palliative pediatriche in Veneto da tempo possono usufruire di una rete che li permette di essere seguiti a casa. La Regione Veneto sicuramente è stata antesignana di quello che la normativa, ma anche direi di più la letteratura a livello nazionale ed internazionale ha riconosciuto: la possibilità di vivere bene l'inguaribilità in maniera tale da dare a questi bambini e a queste famiglie una normalità di vita che fino a poco tempo fa non era nemmeno pensabile. Esistono dei problemi, come ha detto il dottor Martinelli, quelli di considerare in maniera del tutto sbagliata le cure palliative come se fossero le cure dei bambini che stanno morendo. Nulla di più errato. Le cure palliative sono la possibilità di dare qualità di vita anche nell'inguaribilità a tutti quei bambini che vivono per mesi, anni nell'inguaribilità. Vorrei dire che si può farlo, non è un obiettivo fatuo, è un obiettivo raggiungibile, ed è possibile raggiungere questo obiettivo, e oggi ne è un esempio chiarissimo, se tutti insieme lavoriamo per raggiungerlo. Esiste infatti un modello assistenziale che in Veneto ormai funziona da 20 anni, ed è quello della rete.
Quindi esiste un centro di riferimento, ma il centro di riferimento può lavorare solo se esistono tante persone che insieme condividono l'obiettivo. Ed è quello che stiamo facendo da anni con l'azienda ospedaliera e con l'ASL di Verona, proprio per far sì che questi bambini abbiano la possibilità di vivere bene a casa loro. Questo è un appuntamento importante perché dobbiamo parlarne, dobbiamo avere il coraggio di superare le remore, di non parlare di questi argomenti, e penso che anche questo è un esempio di come dobbiamo fare, di come dobbiamo perseverare per raggiungere il nostro obiettivo. Un grazie davvero di cuore, e sono certa che questa iniziativa sarà un ulteriore tassello per far vivere bene i nostri bambini e ragazzi e tutte le loro famiglie. Grazie di cuore. Grazie professoressa. Ora un intervento della dottoressa Erika Rigotti, medico pediatra del reparto di pediatria C dell'azienda ospedaliera integrata di Verona, che è tra le referenti ospedaliere di questo progetto. Grazie. Buongiorno a tutti, anch'io ovviamente ringrazio per questa opportunità di essere stati accolti anche qui in Regione, che sicuramente dà un significato di istituzionalità anche ad eventi con uno sfondo ludico, con cui vogliamo portare un'informazione, una sensibilizzazione alla nostra popolazione. E la parola rete, l'avete sentita, è il nostro centro di questa serata ed è l'attività che la professoressa Benini ci ha insegnato a portare avanti in tutti questi anni, cioè non c'è una persona da sola, ma siamo in tanti. Qualità di vita è un altro tema su cui abbiamo speso già tante parole. L'altra qualità di vita deve essere anche quella di tutti gli operatori coinvolti in questo sistema. Quindi quello che abbiamo fatto in realtà all'azienda ospedaliera in questi anni è stato un progetto che abbiamo chiamato PIN Project, Pediatric Interdisciplinary Network, le cui energie principali sono state sulla formazione, spese per la formazione del nostro personale. Sempre grazie alla professoressa Benini e al suo team, negli anni è stato portato avanti in Regione un master di cure palliative pediatriche e terapia del dolore, che in tanti di noi abbiamo frequentato. Questo è un punto fondamentale, il know-how, la formazione, l'essere pronti, preparati. La professoressa ci ha tutti istruiti a dare il meglio di noi, a non fermarsi nel cercare di trovare tutte le energie professionali per essere al meglio, sia per i nostri pazienti, ma probabilmente anche per continuare a avere grinta e voglia di fare noi e non cedere. Quindi la formazione è stata il tema della rete di questo progetto che abbiamo portato avanti in azienda, nel cercare di essere il più formati possibile e nel dare il nostro contributo a una rete che deve sempre più svilupparsi a maglia attorno a tutti i servizi che abbiamo, cioè utilizzare il meglio di quello che c'è a disposizione. Non sarà mai tutto, ma l'unione fa la forza, e oggi ci vede appunto qui che portando avanti una cosa così tutti insieme, anche istituzioni nazionali ci stanno sostenendo con tutta la loro volontà, anche con il terzo settore. Non porto via altro tempo al resto dei relatori, e un grazie a tutti. Grazie alla dottoressa Rigotti, e andiamo in chiusura della conferenza stampa con gli interventi di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia e Fondazione Maruzza, quindi darei parola a Fondazione McDonald per un saluto. Grazie. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Sono Maria Chiara Roti, sono il direttore generale di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald. È un privilegio essere a questo tavolo che considero un tavolo di lavoro e di dialogo con partner istituzionali importanti come voi, con la Regione Veneto e con tutti i relatori che mi hanno preceduto. Ho grande stima per la dottoressa Rigotti, per la professoressa Benini, per cui è proprio un onore per me poter dialogare con voi. La nostra fondazione lavora in tutta Italia, sul territorio nazionale, conduciamo ben 9 programmi di accoglienza per famiglie e bambini in cura presso i maggiori ospedali pediatrici italiani o le più importanti unità di cura pediatriche degli ospedali generali. I nostri bambini, molti di essi sono pazienti cronici, quindi conosciamo il tema delle cure palliative proprio per la caratteristica dei nostri piccoli ospiti, per la
profilo familiare e di patologia dei nostri piccoli ospiti. E in particolare vi posso raccontare che la casa che ospita bambini con malattie croniche è la nostra casa di Roma Palidoro, che è a servizio dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Fiumicino, e quindi siamo già nella vostra rete attraverso il legame con l'ospedale Bambin Gesù. E vicino a voi in Veneto, anzi in Lombardia, ma siamo molto vicino a voi, abbiamo una casa che si chiama Casa Ronald Brescia, che serve gli ospedali civili di Brescia. Quindi siamo molto vicini a voi, sia a livello territoriale che come spirito di servizio per i bambini e per le famiglie. E non siamo ancora nella regione Veneto, non abbiamo ancora sviluppato programmi né case né family room, ma spero proprio che questo sia l'inizio di un dialogo che porti la nostra fondazione ad attivare un servizio presso uno dei vostri ospedali. Quindi il mio non è solo una presenza, ma è anche un invito ad aprire un dialogo funzionale, a creare una rete, anche una casa Ronald, un servizio Ronald per i vostri bambini e le vostre famiglie. E noi interpretiamo e realizziamo la nostra missione applicando il principio Family Center Care, che arriva dagli Stati Uniti ma che già è portato avanti dagli ospedali italiani, e riteniamo che la famiglia, e guardo la professoressa Benini, sia attore principale insieme alla clinica, alla ricerca e alla clinica della cura del proprio bambino. Quando teniamo le famiglie unite e vicine, sappiamo che il corso di la cura del bambino è più veloce e ha più successo, e se non ha successo è migliore la sua qualità di vita. E per questo le nostre case sono luogo di Family Center Care, e vogliamo continuare questo cammino che abbiamo intrapreso 50 anni fa negli Stati Uniti, 25 anni fa in Italia, e spero che un pezzo di strada la faremo insieme a voi, appunto. Grazie dottoressa. Chiudiamo con un saluto di Fondazione Maruzza. Ci scusiamo per aver prolungato la durata della conferenza stampa, ma i temi, come sentite, sono importanti. Fondazione Maruzza, grazie per essere presente. Grazie a voi, sono Elena Castelli, sono il segretario generale di Fondazione Maruzza. Mi spiace tantissimo perché purtroppo io non vi vedo, ma questo sarà ancora più bello conoscere tutti quanti voi quando sarò lì a Verona per questa bellissima iniziativa e per questa bellissima serata. Vorrei ringraziare intanto tutti voi, la Regione, il dottor Martinelli, Quinta Parete, la Smog Magica, perché vi siete messi veramente a servizio di un tema particolare, un tema che a noi sta veramente molto a cuore. Dal 1999 la Fondazione, anno della sua fondazione, proprio della sua nascita, la Fondazione si occupa di cure palliative pediatriche, stando a fianco delle regioni, stando a fianco degli operatori, dando supporto sia da un punto di vista, diciamo, di formazione o comunque, diciamo, di sensibilizzazione dei partner istituzionali, e 2 anni fa abbiamo iniziato questo programma, questo evento che è il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, che ha permesso di creare intorno al tema una comunità che cresce ogni giorno di più. Quindi siamo veramente molto felici di esservi accanto, di far parte di questa bella iniziativa del concerto che ci sarà il 27, e spero veramente in quell'occasione di vedervi. Grazie infinite. Grazie a tutti i relatori. Do parola al consigliere regionale Alberto Bozza per la chiusura dei saluti. Grazie Federico, grazie davvero a tutti gli intervenuti. Ovviamente è stata una conferenza un po' lunga, ma credo che ovviamente dovesse anche svilupparsi in tutte le sue sfaccettature, perché ovviamente è un grande lavoro di squadra, è un impegno che hanno messo e continuano a mettere tutti i giorni, per cui credo che, come si diceva prima, in sintesi, dare qualità di vita per i bambini, le famiglie coinvolte, e senza mai dimenticare gli operatori che ovviamente sono
coloro che vengono impegnati professionalmente in questo lungo e difficile percorso. Fare rete quindi con un grande lavoro di equipe, utilizzando al meglio tutte le risorse e le esperienze che ovviamente abbiamo a disposizione, e quindi cerchiamo di farlo anche con un po' di divertimento il 27, accompagnati ovviamente dal gruppo musicale ben rappresentato oggi, e che ci possa dare questa ottima musica, alleggerendo un po' anche lo spirito ovviamente che deve caricarci per affrontare questo importante e doveroso e difficile percorso. Per cui ricordo che il ricavato è completamente il 100% verrà devoluto in beneficenza a questo progetto, cosa non secondaria, e quindi invito davvero tutti i cittadini veronesi, tutti i cittadini veneti il 27 in Gran Guardia alla sera per ovviamente assaporare al meglio questo progetto, questo evento. Ringrazio Quinta Parete, Federico Martinelli, tutti i relatori intervenuti e auguro a tutti una buona giornata.